Siamo con Giuseppe Tasso, sindaco di Fratta Polesi nella città appunto natale di Matteotti. Qual è l'importanza di ribadire ancora da dove viene Matteotti oggi in questa mostra? Perché Matteotti era un politico attentissimo ai bilanci, e io so che Bruno Buozzi ha fatto un intervento nel 1922 quando il non ancora formato governo di Mussolini cercava appoggi per superare la crisi economica. Ha fatto un intervento precisissimo sull'obbligo di avere i bilanci corretti dello Stato. Ha detto non si spostano le cifre come si spostano squadre d'azione, bisogna stare attenti a quello che si fa. E io credo personalmente che il rispetto di un bilancio, quindi della cosa di tutti, sia anche un rispetto verso tutti. Difficilmente le dittature hanno i bilanci a regola. Questa sera alla Pescheria Nuova di Rovigo l'inaugurazione di una nuova importante mostra riguardo Matteotti e il suo rapporto con Bruno Buozzi. Siamo con il segretario generale regionale di UIL, Roberto Toigo. L'importanza appunto di questo personaggio, specialmente anche per questo territorio. Di cosa parlerà la mostra? La mostra, come vedete, parla di tutto il percorso che ha fatto Matteotti e il connubio che c'è Matteotti e Bruno Buozzi. Ma la cosa importante di oggi, il segno è che le libertà che abbiamo oggi, comunicative e così via, derivano da persone come Matteotti e Buozzi che hanno sacrificato la loro vita. Ecco perché non dobbiamo abusare di questa libertà coi social eccetera, ma dobbiamo stare attenti che qualcuno ha lottato per poterla ottenere. Siamo con Giorgio Benvenuto, presidente dell'associazione Bruno Buozzi, un'importante figura che parla ancora oggi. Cosa ha da comunicare per questo territorio in relazione alla figura di Matteotti? Moltissimo, perché Matteotti è stato un sindacalista, amico di Bruno Buozzi, a 20 chilometri l'uno dall'altro sono nati e hanno avuto sempre chiara l'idea: non bisogna essere degli agitatori, bisogna essere dei riformisti, dei realizzatori che pensano, che propongono e si battono perché le cose cambino. Non devono avere paura dell'innovazione, della tecnologia, devono utilizzare l'innovazione e la tecnologia per valorizzare la persona. E quindi questo discorso, che ieri era molto azzardato, diciamo, oggi è reale, con l'intelligenza artificiale, con le trasformazioni che stanno avvenendo. Il sindacato ha un'occasione d'oro con i partiti che non sanno, un giorno dicono una cosa, un giorno dicono un'altra. I sindacati che hanno una presenza, una capacità rappresentativa, possono fare in modo che l'innovazione non divida ancora di più il mondo tra chi sa e chi non sa, ma per realizzare una società dove il lavoro, la persona, i ragazzi, le ragazze possono vedere un futuro diverso.